Sindaco Fabrizi, 12° palio del Bigonzo, una giornata che rischiava insomma un po', il maltempo voleva condizionarla, ma è riuscita una bellissima festa comunque. È riuscita una bellissima festa perché nonostante il tempo si è frenato il paese, quindi siamo rimasti molto contenti, grazie a tutti i ragazzi delle contrade, grazie agli organizzatori, al magistrato delle contrade e alla contrada che ha vinto il Castello di Contignano. Castello di Contignano, 6° anno consecutivo, io ho provato col capitano, ci sarà pure un motivo, no? Su questa... Hanno cambiato corridori, hanno vinto anche quest'anno, quindi significa che sono più forti. Forse è il caso allora di insistere su questo palio e soprattutto su questa riscoperta, questo ricordo, no? Che sta sempre interessando più anche l'opinione pubblica. Esatto, sì, quest'anno davvero siamo rimasti molto contenti perché stamattina pensavamo di annullare l'edizione, invece nonostante il tempo, nonostante tutte le difficoltà c'è stata una grande risposta, soprattutto anche da cittadini che vengono da fuori, quindi una bella soddisfazione.